Noi possiamo pure mangiare pane e cicoria, ma ai nostri figli, ai nostri nipoti, credo che dobbiamo riconsegnare un paese distrutto, di cui noi abbiamo molte responsabilità. Perché quello che succede non sarà più responsabile. Ecco perché noi lo diremo prima, e quindi dopo vi do alcuni dettagli per decidere anche cosa e come e quando ci vedremo. Perché nel preciso momento che noi diremo prima, tutti si dovranno prendere le proprie responsabilità, pure i banditi. Io credo che se noi faremo un'operazione perfetta, diciamo perfetta è una frase un po' grande, comunque, dai, faremo un'operazione con meno errori possibili, io credo che si verificherà in questo paese un nuovo 8 settembre. Ricordatevi questa frase e ricordatevi il giorno. Se noi ci muoveremo in maniera organizzata, determinata e con una strategia chiara, qui questi se ne andranno prima che noi andiamo da loro. Però dobbiamo essere pronti anche ad andare là. A questo punto non c'è più speranza. Noi il 5 ottobre, ricordatevi questa data, ci riuniremo con tutti i rappresentanti per decidere la strategia. Perché qualsiasi data può andare bene, ma se non hai una strategia non puoi fare nulla. Una strategia che sicuramente può assomigliare in certi aspetti a ciò che abbiamo fatto, ma che sicuramente sarà diversa, totalmente diversa, visto che partiamo con quello che vogliamo, non è una protesta stavolta, perché ci stiamo mettendo la faccia per le cose superiori, completamente diversa da ciò che è stato fatto. Quindi ci vuole responsabilità, decisione e coraggio. Non candidiamo nessuno, se qualcuno non se la sente, per carità faccia un passo indietro. Ci sono parecchi eroi di tastiera, così li chiamano, ci sono parecchie persone che al bar si lamentano, quindi se qualcuno può fare un passo indietro che nessuno lo offenda, però questo paese è di tutti, e se tutti vogliono dire la sua, vogliono essere partecipi, è anche doveroso che tutti facciano la propria parte, perché qui, io lo ripeto, il coordinamento 9 dicembre non è e non sarà un partito politico.